E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora continua la battaglia con cui il sindaco, l'ahimè sindaco, ormai è una perifrasi unica di Milano, Beppe Sala, vuole chiudere la sua avventura amministrativa a Milano. Spesso disavventura per i milanesi, spesso disavventura per i milanesi automobilisti, perché la sua battaglia ormai unica, principale, fondamentale, è la battaglia contro chi possiede un'automobile, si arroga perfino il diritto di usarla e magari non è un'automobile di ultimissimo modello, super elettrica o super accessoriata, e quindi automobilista e poveraccio. È proprio, come dire, il milanese più sfortunato in questo momento sotto le magnifiche sorti progressive e gretine del sindaco Sala, che ieri è intervenuto appunto a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Ora voi calcolate che Milano è già una città piena di divieti, di barriere alle automobili, l'area B, l'area C, l'area non so che lettera dell'alfabeto ormai si arrivi, con regole green stringenti e diciamo fuori tempo massimo rispetto anche ormai alla presa d'atto della fallacia di queste politiche, ma Beppe Sala invece rilancia. A Milano stiamo cercando di fare sì che i 17 obiettivi fissati dall'Assemblea dell'ONU con l'Agenda 2030 siano realizzati. L'Agenda 2030 che nel frattempo sulle tematiche diciamo ambientali risulta lievemente datata, visto che appunto molti governi infatuati del green si sono resi conto che non potevano proprio accanirsi sulle proprie economie e sui propri automobilisti. Ma andiamo avanti, perché poi la spia dell'atteggiamento di Sala sta nel linguaggio. A me rincresce che ancora non riusciamo a usare il trasporto pubblico in maniera più massiccia. Il nostro è eccellente, parentesi, rispetto ad altre situazioni in Italia, caso di Scuola Roma, sì. Dopodiché il sindaco Sala ha tagliato le corse e soprattutto in molte stazioni della metro e dei treni la situazione di sicurezza è completamente fuori controllo e, come dire, dovrebbe essere quella forse sì in cima alla lista delle sue priorità. Ma andiamo avanti. Qual è il dramma proprio che tiene sveglio Sala e per cui non si dà pace? Ma ancora facciamo fatica a convincere tutti i milanesi che il trasporto pubblico sia il modo principale con cui muoversi. No, ecco, questa è la fallacia e qui, come dire, si smette di sorridere per essere seri, ma perché è serissimo quello che dice Sala. Il compito di un'amministrazione pubblica non è convincere i cittadini a tenere certi comportamenti reputati buoni e virtuosi da quell'amministrazione pubblica rispetto ad altre, almeno in un contesto di banalissima cornice di democrazia liberale. Compito di un'amministrazione è mettere i cittadini nelle migliori condizioni di usufruire della propria città, di usufruire dei servizi che pagano con tasse non secondarie, diciamo non esattamente le più basse d'Europa, comunali comprese, a Milano a maggior ragione, ma l'amministrazione, il governante non deve convincere di nessun comportamento, quella è pedagogia nel migliore dei casi, se non una odore o meglio una puzza da stato etico. Noi dobbiamo insistere su questo, dice invece Sala, perché il numero di macchine per 100 abitanti non sta diminuendo, cioè il suo obiettivo è far diminuire il numero di macchine per abitanti. Probabilmente allestirà un piano quinquennale di sovietica memoria per raggiungere l'obiettivo. Stiamo imponendo dei limiti, ma il numero è 49 auto per 100 abitanti ed è ancora troppo alto per la città che noi desideriamo. Non so che quota abbia fissato, vuole 30, 20, 12, 2 auto per 100 abitanti, non lo so, so che è una follia ideologica che, come dire, può acquisire senso solo nella primissima cerchia dei bastioni, ma proprio, come dire, presso agli aperitivi, ai ricevimenti, dove ci si scambiano convenevoli green e ecologisti nei pressi di via Monte Napoleone, via, mettiamola così. Si può sempre ragionare su adattamenti rispetto al momento, ma sulla direzione no.
cioè la direzione è quella. Le auto dei milanesi devono sparire e devono convincersi a usare il trasporto pubblico, a non usare l'auto, non c'è un'alternativa, e l'Ayatollah Sala vede anche il tempo che si sta esaurendo del suo mandato e quindi vuole assolutamente conseguire questo obiettivo di pedagogia pubblica, non di amministrazione. Io penso che la direzione sia l'unica possibile, credo che bisogna essere convinti che non lo si fa solo per il bene del pianeta, ma che possono nascere anche buone opportunità dal punto di vista economico. Ora, qui nell'interesse di Sala in primis potremmo chiamare due nerboruti infermieri, ma nel senso che sta sostenendo una tesi ormai chiaramente smentita dai fatti. Pensiamo che addirittura non solo governi, ma anche un pezzo di establishment europeo che ha sostenuto la follia del Green Deal, sta cominciando a pensare che forse è meglio arrestarsi finché si è in tempo, finché esiste ancora un'economia europea e una parvenza di industria automobilistica in primis, tra l'altro europea. Cioè è ormai smentito dai fatti che sia intelligente economicamente fare la guerra all'auto, la guerra alla libera mobilità dei cittadini, come ritengono, la guerra alla filiera dell'auto, e soprattutto lo stato etico è sempre diseconomico, perché punta a obbligare appunto i cittadini a tenere un comportamento. Questa cosa è sempre diseconomica, basta proprio, come dire, aver orecchiato la storia del Novecento. Non sappiamo se l'ha fatto Sala, sappiamo che non vediamo l'ora a Milano che finiscano queste gretinate. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché a brevissimo arriva il Bamba di Vittorio Feltri, vi aspetto.